e qualche volta sogno perché voglio sognare, e nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Filippo Candeo dopo le prime due vasche a farfalla 28,85, lui è il più veloce dalla quinta corsia. Rientra Denis Scroccaro nel dorso, tocco proprio per Denis Scroccaro, 1:03,48. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere, viaggiatori viaggianti da sale. Attenzione, ricordiamo che i risultati sono visibili in tempo reale sul sito www.finveneto.org e sul sito www.piscinemontebelluna.it sono presenti tutte le notizie relative alla società Nuoto Veneto Banca Montebelluna, alla sua storia, al trofeo e agli atleti. Quindi www.piscinemontebelluna.it e Nuoto Veneto Banca Montebelluna. Davide Carogiulo intanto 1:43,25, prepotente la sua azione anche nello stile libero, con la rana si è lanciato in testa alla gara, con lo stile libero mantiene la leadership e tocca per primo in questa terza serie. 2:16,93 va lui in testa alla classifica provvisoria, poi Candeo secondo in questa serie in 2:19,71, Scroccaro 2:21,00. Si parte con la serie numero 2, categoria ragazzi dei 200 misti. In corsia 1 Giulio Rossolini, Virtus